Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chioggia ha denunciato a piede libero per 3 furti non in flagrante Andrea Penzo, 28 anni, residente nel malfamato condominio comunale di Via Alga 16. Si tratta dell'ormai arcinoto Smilzo che da tempo ogni notte esce per rubare spiccioli oppure oggetti più o meno di valore in tutto il territorio comunale. Le sirene delle volanti della polizia si sono accese a tambur battente ieri in tarda mattinata nel quartiere Tombola, fino a Borgo San Giovanni, dove Penzo è stato fermato in seguito all'ennesimo tentativo di colpo, esperito ai danni di un'agenzia infortunistica che deve ancora iniziare la propria attività. Nella circostanza, Penzo si è introdotto nella struttura ma non ha trovato niente da rubare, salvo procurare danni per le vetrate infrante. I reati addebitabili al ladro sono in realtà molti più di 3, ovvero tutti quelli segnalati nell'ultima settimana e probabilmente altri passati sotto silenzio. Penzo era stato fermato e denunciato anche lo scorso 12 novembre, quando i poliziotti lo hanno pizzicato appena 15 minuti dopo aver colpito il panificio Moretto in strada Madonna Marina e ha confessato di esserne l'autore. Il 27 marzo di un anno fa gli agenti avevano già sventato un furto di biciclette in via Alga, commesso proprio da Penzo assieme all'altro pregiudicato padovano Alberto Golfetto, chiamato Johnny Biondo. Allora i due sono stati condotti al commissariato per formalizzare l'ennesima denuncia. Andrea Penzo era già stato arrestato nell'estate 2014 per furto aggravato ai danni di un tabaccaio di Chioggia. Nubi sull'ospedale di Chioggia. Secondo la bozza delle schede in discussione al Consiglio regionale, conseguente all'approvazione del piano sanitario 2019-2023, il nosocomio clodiense verrebbe a perdere la qualifica di ospedale SPOC in rapporto con l'hub dell'Angelo di Mestre, per le dimensioni ridotte del suo bacino d'utenza nella provincia sud, inferiore a 200.000 abitanti. A poco sono servite le raccomandazioni del territorio e l'emendamento del gruppo consiliare del PD, che postulano l'importanza di qualificare l'ospedale in virtù della distanza da Mestre, delle difficoltà logistiche imposte per via della Romea e della forte presenza turistica in estate. Senza un cambio di direzione in sede regionale, Chioggia sarà ospedale di base, pur mantenendo molti servizi degli SPOC e in presenza di notevoli investimenti compiuti dalla regione nella struttura e nelle strumentazioni. Il che significa rinunciare a 2 primariati, nefrologia e laboratorio di analisi, e soprattutto a 55 posti letto, da 238 a 183. Contrariato è Lucio Tiozzo, vice segretario regionale del PD e già capogruppo in Consiglio. Temiamo che l'ospedale Beata Vergine della Navicella venga progressivamente svuotato, perdendo piltre e personale medico. Eliminare il primario di nefrologia, unico caso nel Veneto, è una cattiveria nei confronti della città. Chiediamo venga ripristinato e approvato l'emendamento presentato dal gruppo per riclassificare SPOC l'ospedale di Chioggia. Arrabbiata è anche la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Baldin. Se ci sono peggioramenti lo faremo presenti in tutti i modi possibili e avvieremo grosse battaglie finché il territorio non perda centralità, assicurando i servizi, in specie nelle zone più penalizzate. Dal canto suo, il leghista Marco Dolfin ricorda che Chioggia non è mai stata SPOC, anche se ne ha le caratteristiche, ma un presidio territoriale fondamentale per l'attività di emergenza e assistenza che svolge durante la stagione turistica. Lo dimostra il fatto che non ha perso nessuna apicalità, se non quella del laboratorio analisi, dove è stata prevista una forma di centralizzazione sovraaziendale. Tuttavia stride il fatto che ad esempio Dolo e Mirano abbiano mantenuto la relativa qualifica, sebbene distanti solo una dozzina di chilometri dall'Angelo, mentre in tutta la regione sono iniziate le proteste sindacali del personale medico e delle associazioni per i malati per il possibile depauperamento dei posti letto nelle strutture pubbliche, a vantaggio di quelle private, accreditate e convenzionate.
Venerdì sera dalle ore 21 nella chiesa della Santissima Trinità a Chioggia, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza un'iniziativa pubblica avente a tema l'alimentazione e l'attività fisica come segreto per la serenità di corpo e mente. Oltre alla diagnosi precoce, interesse della LILT è sviluppare i concetti di prevenzione, associandoli ai corretti stili di vita, una politica cara anche agli screening della ULSS Serenissima. Relatori saranno il referente locale della LILT Luca Romio, il dirigente medico ospedaliero Massimo Bosco Leonata, il kinesiologo Davide Sanchini e la nutrizionista Anna Rita Gambalonga. Nell'occasione verranno presentate le campagne informative contro il melanoma, tra cui le visite dermatologiche per il controllo dei nei con diagnosi precoce sabato 23 marzo, il 13 aprile e il 4 maggio negli ambulatori di medicina integrata in via Madonna Marina 262 a Sottomarina. Amici carissimi di Network Azzurra e Meteo Brollo, un sereno buongiorno e buon giovedì di mercato a tutti. Dunque da ieri sera e precisamente alle 22:58 siamo entrati nell'equinozio di primavera. L'equinozio di primavera che naturalmente è il momento esatto in cui termina l'inverno ed inizia la primavera, quindi non è un giorno intero ma bensì il momento preciso. E questa volta, come per i prossimi anni, cadrà il 20 di marzo, addirittura pensate fino al 2104 e addirittura nel 2044, grazie al calendario gregoriano, cadrà il 19 di marzo, quindi la prima volta in assoluto durante questa data. Ma portandosi per quello che ci riguarda sarà una giornata perfettamente primaverile perché piano piano le correnti da est balcaniche che ci hanno accompagnato nei primi 3 giorni della settimana tendono a smorzarsi con l'abbassarsi appunto del flusso perturbato verso la Grecia. Quindi il blocco altopressorio azzoriano di cui avevamo parlato intende trasferirsi alle nostre zone, garantendo di fatto, oltre alla pulizia del cielo, anche a una ventilazione molto più debole, di stampo sempre settentrionale, che manterrà da una parte l'umidità molto bassa e i cieli tersi, ma anche un aumento delle temperature, specialmente quelle diurne, che si riporteranno su valori primaverili. E andrà ancora meglio nei prossimi giorni fino a domenica, allorquando toccheremo addirittura 18-20 gradi, proprio perché le correnti da nord si smostreranno del tutto entro sabato. Cosa ci aspetta dopo? Naturalmente fino a domenica sera sarà così, poi un'ulteriore discesa di aria artica marittima all'altezza del lunedì tenderà a dare una nuova sciabolata a questa primavera, riportando ancora una volta, con venti sostenuti da nord, le temperature verso picchi più bassi, ma molto probabilmente avremo anche una fase piovosa in transito. Incrociamo le dita e speriamo che questo avvenga. Nel frattempo ottima giornata soleggiata, ancora un po' ventilata, ma con temperatura in buona ripresa. E dal Sagraeto di Chioggia, buona giornata a tutti.